Noi non siamo certamente quelli che andranno a speculare cercando di portare a casa la cisterna di latte a un valore che non ha dignità. Noi saremo ben contenti di pagare il produttore del latte per quello che è il mercato. Un messaggio chiaro dalle latterie venete di Vedelago. Nessuna speculazione, nessun taglio agli allevatori che conferiscono la materia prima che qui diventa Asiago e Montasio DOP, oltre che ricotta. Un segnale nel giorno dell'annuncio dell'acquisto del pacchetto di maggioranza dello storico caseificio San Pio X da parte delle latterie vicentine. Ma l'avete fatto per diventare i numeri uno dell'Asiago e del Montasio? Beh, allora i numeri dicono questo, probabilmente, anzi sicuramente nell'Asiago lavoravamo già, diventiamo un attore importante. L'accordo con Gafform per la cessione pari del 65% delle quote è stato firmato giusto una settimana fa, ma il gruppo non esce del tutto, tenendo un quinto delle azioni. Perché crediamo molto nelle aggregazioni, crediamo nei gruppi industriali che possano crescere ulteriormente nei mercati nazionali ed internazionali. Siamo presenti in 85 paesi, abbiamo una società controllata da noi al 100% a Tokyo, si chiama K-Form Japan, mentre poi l'altro mercato chiave è il mercato statunitense, dove anche lì abbiamo una filiale che è K-Form USA, e dove faremo investimenti importanti soprattutto in risorse umane. È proprio guardando ad una forza distributiva internazionale che nell'operazione è entrata a pari con il 15% delle quote anche la latteria di Cavaso. Ecco, cosa porta Gabriele Torniolo? Porta la continuità di quello che ha sempre fatto, quindi i prodotti tipici del territorio e il DOP come la casatella. Un gruppo dal fatturato complessivo di oltre 250 milioni di euro, con quasi 350 addetti e che lavora a circa 5.000 ettolitri di latte al giorno. Ma la particolarità è che questo accordo dimostra che in economia può accadere di tutto, anche che il mondo della cooperazione dialoghi con quello capitalistico delle società per azioni. Questo rapporto che è strano, se vogliamo, tra cooperativa e azienda privata, però io ho visto che tra persone intelligenti ci si capisce.